Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Vicenza, scoperta in un appartamento in centro cittadino una vera e propria centrale della droga. Tra le persone arrestate, tutte di origine nigeriana tra i 30 e i 39 anni, sequestrati 640 grammi di sostanza stupefacenti, in particolare eroina e cocaina, ma anche marijuana, droga che messa in commercio avrebbe fruttato oltre 40.000 euro. È stata trovata davvero un piccolo opificio, diciamo, di confezionamento di sostanze stupefacenti, perché nei locali comuni, in particolar modo nella cucina, sono state trovate materiali per il confezionamento, quindi bustine di cellophane, un panetto di mannitolo. Sequestrate anche attrezzature, cellulari, 75 bustine termosaldate e pronte per la vendita, oltre a denaro in contante per oltre 6.000 euro in banconote di piccolo taglio, provento di spaccio. I 3 soggetti arrestati sono risultati essere 2 richiedenti asilo politico e un terzo con lo status di rifugiato in attesa di protezione internazionale. Uno dei 3 era aggravato peraltro già da una condanna per spaccio del Tribunale di Prato. Un appartamento che era già sottoposto ad attenzione da parte dei finanzieri e sul quale le indagini si sono intensificate dopo l'arresto a Grisignano di Zocco a fine febbraio di un corriere nigeriano con 93 ovuli in pancia. Si può ipotizzare una duplice finalità, cioè dire una finalità per lo spaccio al minuto, ma anche come centro di smistamento. Infatti taluni degli ovuli che sono stati sequestrati in occasione dell'arresto di questi 3 soggetti sono del tutto simili a quelli che sono stati sequestrati sul finire di febbraio al corriere ovulatore.